c'è anche la speleologia, ha in questi ultimi 2 decenni accelerato molto, ha risposto in modo adeguato alla proiezione della società come esigenze, società parlo di tutti noi cittadini, trascurando però il vertice in quell'ambito dove, gestionale, dove parte la piramide e si dilata su tutto il territorio in modo capillare, il problema di far parte di un'organizzazione madre che è il Club Alpino Italiano e ha praticamente nel tempo avuto carta libera di gestione, di anche produrre regolamenti, statuti, ma soprattutto di avere i finanziamenti adeguati secondo le capacità locali dei propri dirigenti. Ecco, dico questo perché questo è il problema fondamentale per affrontare il problema del volontariato. Il Soccorso Alpino da un po' di tempo, per esigenza di organizzazione, si sta trasformando, non è più volontariato puro, ha delle esigenze che deve riconoscere naturalmente anche dei mancati guadagni, dei compensi. Questo è uno dei problemi importanti. Si è dimenticato che lo statuto lo dice chiaramente, il percorso che deve fare un soccorritore è attraverso il Club Alpino Italiano. O modifichiamo questo, quindi o c'è o non c'è questa volontà di modificarlo, ma deve essere o da una parte o dall'altra, in modo chiaro. Cioè le mediazioni o i sistemi tampone non funzioneranno. Quindi dobbiamo decidere se il Corpo Nazionale, come dovrebbe essere, secondo la mia opinione, nel Club Alpino Italiano, in quanto un patrimonio costruito in tantissimi decenni, col contributo di tutti noi, per solidarietà, ma adesso è cambiato. Adesso ci sono le spinte regionali, le spinte politiche per poter dare un servizio diverso. Per diverso non è basato sul volontariato. Noi avremo fra poco, anche per un lavoro fatto sul territorio da parte degli attuali dirigenti, e io ne conosco più di uno che lavora in questo senso, sono fuorvianti, cioè hanno sbagliato, hanno intrapreso una strada diversa, un'autostrada diversa. O noi riusciamo, mediando, lavorando per mediazione, a raggiungere l'obiettivo che diceva prima Viatori con il buon senso, a trovare una soluzione condivisa a livello nazionale, che deve essere a livello nazionale e non per quanto riguarda quelle aree evolute, che sono 2 o 3 in Italia, e i nomi non serve che vi dica, ma sono Veneto, Lombardia e Piemonte, tutto il resto o è un corpo nazionale, quindi andiamo dalla Vetta Italia alla Sicilia, oppure qui le cose devono cambiare in modo chiaro. Ecco, adesso vado all'aspetto del club. Il percorso che si intravede attraverso l'informazione di una lettera che io ho ricevuto l'altro ieri in quanto componente del Consiglio nazionale è che addirittura il percorso è invertito, cioè chi fa parte del Soccorso Alpino non necessariamente è del Club Alpino Italiano, è per libera sua scelta e anche la sezione di sua libera scelta. Ma il nostro bacino d'utenza finora qual è stato? Cioè, i filtri attraverso la formazione che abbiamo fatto capillare sul territorio con il contributo delle sezioni, delle scuole di alpinismo, delle attività insomma della gente di buona volontà, qual è stato finora? Adesso sembra, e qui bisogna farla rientrare questa cosa se vogliamo crederci a questo progetto per il mantenimento, è che bisogna portare all'esterno, esternare questa cosa attraverso naturalmente il coinvolgimento, possibilmente in modo capillare sul territorio, dei capistazione, dei responsabili, cioè di quelle persone che hanno in mano la materia prima, cioè i volontari, o chiamiamoli in percentuale gli ex volontari, perché non è più così. Ecco, allora, sto facendo un'analisi di quello che sta accadendo. Lo so che è difficile masticare questo e
e dire, beh, ma questo non sta accadendo, non è possibile. Io vi assicuro che sta accadendo, perché su 7.011 volontari in Italia, oltre 700 non sono SOGICAI. Oltre 700 non sono SOGICAI. La formazione chi è che la fa adesso? La fa il soccorso alpino, per poter entrare nel soccorso alpino, nella stragrande maggioranza dei nuovi. Sono tutti ragazzi allo sbaraglio che il soccorso alpino è in grande difficoltà per poter formare. Quindi non abbiamo più questa vocazione per quanto riguarda i giovani. Questo è il nuovo, che bisogna guardarlo obiettivamente e farsi un esame di coscienza. Al di là poi dell'aspetto del bollino o non bollino, che questo è molto marginale secondo me. Il problema è il principio. Cioè qui sta succedendo qualcosa in quest'ambito importante, fondamentale, cioè Corpo Nazionale Soccorso Alpino, che ha modificato il DNA. Questa è la realtà, o comunque lo sta modificando. Chiediamoci il tempo che serve, io sono d'accordo su almeno 5 anni, per far capire ai dirigenti che questo è il problema, il nocciolo, perché dirigere a Milano è abbastanza facile, andare sul territorio e capire cosa sta succedendo è molto più difficile, e questo è il problema di fondo, quello che sta accadendo, e parlo per le aree estremamente operative, cioè che hanno un'efficienza formidabile e quindi manteniamole, ma che la pensano, cioè il pensiero culturale è tutt'altra cosa, è fuori dalle nostre linee. Questi non sanno più, hanno perso l'orientamento. La colpa è di tutti noi naturalmente, ma soprattutto della parte dirigente. Ma qui c'è Matteo che ha fatto un percorso insieme in passato, e tutto quello che abbiamo costruito in passato, naturalmente con la collaborazione di tutti, adesso è minato, almeno nella nostra area. O comunque c'è questo pericolo, condiviso dalla Lombardia, condiviso dal Piemonte, e vi assicuro che il problema è naturalmente legato strettamente ai finanziamenti, alla parte economica. Perché effettivamente i servizi continuano ad aumentare, e per poter esistere economicamente, quindi dare i servizi con efficienza, bisogna trovare i soldi. E i soldi naturalmente i delegati e i presidenti regionali li hanno trovati attraverso naturalmente un grande lavoro per tutelarsi attraverso le leggi regionali, quindi merito a loro, per carità, ma anche tutti noi stiamo lottando come presidenti di sezione per acquisire contributi per mantenere il rifugio, mantenere i sentieri e quant'altro. Certo, in forma minore rispetto all'emergenza, ma l'emergenza non deve essere, sotto questo aspetto, estremamente privilegiata, è una delle attività importanti, ma non meno, per esempio io vedo l'attività delle scuole per fare naturalmente prevenzione in modo capillare. Certo che lì siamo ancora nel volontariato, e in questo caso invece il problema è molto più delicato e molto particolare, cioè quando naturalmente abbiamo a che fare con l'aspetto strettamente politico, perché questo qui nascono le difficoltà. Allora ci pongono naturalmente un confine di qua o di là, oppure cominciano insomma a creare i problemi che abbiamo sul tavolo. Il buon senso è di rigore in questo caso, dobbiamo far capire che questo patrimonio è stato costruito dai nostri predecessori in 5-6 decenni e che non si può in 1 anno o 2 anni distruggere, o quantomeno arrivare a questi punti qua. Facciamolo con i tempi dovuti, tanto il soccorso alpino comunque funziona, comunque è tutelato, però dobbiamo tutelare anche quel percorso importante che il Corpo Alpino si è dato nel tempo, perché sennò tutti i nostri predecessori hanno lavorato, perché se guardiamo il futuro in modo positivo dobbiamo naturalmente riconoscere quello che ha fatto le persone che ci hanno preceduto. Ecco, per dirvi e per concludere, io mi fermo qua, volevo solamente dare un ulteriore contributo relativamente alla giornata sulla sicurezza, che partiremo l'11, e dare merito a Matteo Fiori, che è riuscito con un colpo di mano in poco tempo, neanche 1 anno, a mettere insieme una forza tale,
che è tutto l'ambiente montano di gestione, cioè tutti quei marchietti che avete visto che vi ha esposto, a dialogare. Questo è sicuramente un obiettivo importantissimo per la nostra area Veneto e Friuli, speriamo che anche le altre aree lo copino e che incomincino a dialogare, perché solo così noi riusciamo a capirci e a portare avanti i problemi. Diversamente le divisioni portano a questo. La divisione che c'è nell'ambito fra il Garabino italiano e il soccorso alpino è talmente latente ed evidente che per mancanza di dialogo, mancanza anche di necessità dovute naturalmente ad aspetti burocratici, molto probabilmente anche. È vero che abbiamo due velocità diverse, ma è anche vero che bisogna scendere per ogni realtà sui fatti che necessita, cioè se il soccorso alpino è H24, il Garabino non può essere H24, non esiste. Ci mancherebbe, voglio dire, noi stiamo aumentando la nostra sensibilità verso l'esterno come servizi per esigenze e vi assicuro che stiamo facendo delle cose veramente incredibili. Che sono contributi sociali, non sono, cioè per la società, non sono per i propri soci. Noi abbiamo l'80% del contributo verso l'esterno, che è un patrimonio sociale. Prendiamoci conto di questo, quindi noi siamo molto probabilmente a breve sopraffatti da questo, o c'è questo pericolo di essere sopraffatti, questo grande pericolo. E adesso c'è questo pericolo, e chiudo, saremo sopraffatti dalle esigenze di gestione locale relativamente all'aspetto proprio dell'efficienza politico-economica, perché le risposte bisogna darle insomma. Questa è la realtà. Quindi per quanto riguarda poi, ci metteremo sicuramente d'accordo per il percorso relativamente alle condizioni del bollino piuttosto che la quota e quant'altro. Non è questo il problema. Il problema non è assolutamente questo, questa è solamente una copertura. È assurda questa. Vige questa voce in giro per gli associati del soccorso alpino che far parte del soccorso alpino è un diritto e quindi io, che sono un soccorritore, perché devo pagare una quota associativa? Cioè vi rendete conto? In tutte le altre categorie cosa fanno? Poi l'altra cosa, e chiudo proprio definitivamente, guardate che far parte del soccorso alpino è solo una piccola parte del nostro percorso formativo e di esperienza nell'ambito del Garabino italiano, perché se sono efficiente, se sono naturalmente idoneo, faccio parte del soccorso alpino. Qualora questo viene meno, come anche nelle categorie istruttori e quant'altro, io esco dal soccorso alpino. Quindi qui sembra, da come è stato presentato quel progetto che io ho letto frettolosamente ieri sera, per arrivare qui insomma un po' più aggiornato, ma è comunque demenziale. Alcune proposte che ho visto lì sono demenziali perché sono in barba proprio al regolamento, ma molto probabilmente voglio modificarlo e non passerà neanche sicuramente alla prossima assemblea, perché in questo modo chiaramente il problema insomma è grave, cioè io ribadisco su questo, ma qui ci vuole veramente un tavolo forte, bisogna dire le cose come stanno, perché chi gestisce non è in linea con la nostra filosofia. Ve lo dico, sono pochi, capite? Capito. Grazie. Grazie Pesca. Scusate, c'è Piatori che